A Baruchella, dall'8 al 10 ottobre, si è svolta la terza festa del fungo, con la mostra micologica giunta alla 20ª edizione, che ha richiamato numerosi appassionati di micologia e centinaia di degustatori. Come tutti gli anni, nella giornata nazionale della micologia, quest'anno è arrivata alla 10ª giornata nazionale, un punto di riferimento per tutta l'Italia, perché oggi tutti i gruppi micologici dovrebbero esporre qualcosa in tutta Italia. Quest'anno poi è caduta anche l'anno internazionale delle foreste. Abbiamo fatto questo cuscoletto, l'uomo che piantava gli alberi, è nostra intenzione consegnarne in una testa, e poi per la festa degli alberi andremo a sentire che cosa hanno ricepito. Abbiamo la scuola primaria, cominciano già ai primi di settembre per arrivare con i suoi lavoretti all'appuntamento con la mostra. Riusciamo a entrare nelle scuole, abbiamo fatto delle lezioni anche in scuola, quest'anno siamo entrati 2 volte, abbiamo fatto lezioni sulla biodiversità, che l'anno scorso era l'anno internazionale della biodiversità, e anche l'anno micologico non è stato dei più favorevoli, abbiamo riusciti a esporre 130 specie di materiale fungino. Lo stand gastronomico è a completamento della mostra micologica per far conoscere alla gente non solo la parte scientifica della micologia, ma anche la parte culinaria, che si esprime in 1000 modi, quindi noi cerchiamo di far gustare anche la scienza. A completamento, che non è solo una parte gastronomica, ma noi cerchiamo di fare divertire la gente con orchestre a ballo liscio, e nella giornata della domenica soprattutto abbiamo degli espositori con bancherelle, dalla bigiotteria ai prodotti autunnali, quindi che vanno a richiamare la tipologia della manifestazione che si organizza. Il convegno sull'agricoltura quest'anno ha trattato il tema diversificare a salvaguardia del reddito. Abbiamo pensato di orientare questa tematica o di proporre questa tematica in virtù del fatto che ormai i mercati mondiali, le globalizzazioni stanno sempre più schiacciando con forte peso quelli che sono i prodotti tipici, le localizzazioni e quant'altro. Quindi quello che noi vorremmo è riproporre con attenzione questi prodotti che tendono a valorizzare e a esaltare le caratteristiche di un territorio. Il rallentamento dell'economia sta rivalutando un certo modo di fare, un certo modo di vivere. Quindi su questi elementi qui dobbiamo creare relazioni. In una piccola comunità si crea relazioni, in una grande si crea contrasto, perché c'è la rappresentatività. Con questi ingredienti, naturalmente, quindi relazioni portano alla creatività. La creatività stimola l'innovazione. Direi che ci sono gli ingredienti per fare una progettualità costruttiva e per dare valore. L'orientamento che andremo a dare in questo convegno è un orientamento per gli nuovi impianti, nuove varietà di pero, melo e pesco, e quindi dare vocazionalità a queste produzioni che sono importanti proprio per la nostra area. Quest'anno è stato connotato da una gravissima crisi del settore ortofrutticolo, e quindi molte delle aziende, soprattutto in questa zona, che sono fortemente intensificate, e presenza di operatori nel campo ortofrutticolo, ha veramente subito una crisi piuttosto notevole. Ci vogliono delle riforme che non possono essere solo fatte dal territorio, devono esserci delle riforme fatte a livello nazionale, ma soprattutto europeo, se vogliamo uscire da questa situazione di continua crisi nel settore ortofrutticolo. Ultimamente sono nate delle eccellenze, che sono le eccellenze del Polesine, DOP e IGP, quindi io credo che l'agricoltura polesana deve puntare su questi prodotti di eccellenza per poi attirare anche un turismo enogastronomico e quindi fare la felicità degli agricoltori. Mauro Giuriolo è stato appena eletto neopresidente quindi di Coldiretti, è una grossa responsabilità? Senz'altro una più grossa organizzazione agricola a livello europeo, 700.000 soci a livello nazionale e il 70% delle aziende iscritte in Camera di Commercio in provincia di Rovigo. Chiaramente è una grande responsabilità, ma è anche un grande onore da parte mia di essere presidente di questa grande organizzazione sindacale. Il convegno è stato anche l'occasione, da una parte, per premiare Attilio Ferrighi per l'impegno e la dedizione nell'agricoltura, dall'altra per parlare della questione giovanile agricola e del ricambio generazionale. La questione giovanile è una questione grave, la bacchetta magica purtroppo non ce l'ha nessuna, ed è un aspetto ancora più grave nei settori che sono storicamente in difficoltà. Il settore agroalimentare è un settore
vitale, è un settore importante, è un settore che crescerà. Ci sono delle misure che possono, per il giovane che ha buona volontà, essere di aiuto e di strumento. Micologia, cultura, spettacolo e buona cucina sono gli ingredienti dell'autunno a Giacciano con Baruchella, un paese altopolesano accogliente che valorizza le delizie ortofrutticole e paesaggistiche locali.